Seconda corsa riservata a cavalli di 2 anni, sono 8 al via dopo i ritiri dei numeri 3 e 9. 2 anni non vincitori di 2000 euro in carriera, 1 Sibel Font, Marcello Di Nicola, 2 Calliope Trio, Marco Stefani, 4 Ciudad dei Greppi, Manuel Pistone, 5 Corrivia Font, Antonino Pecoraro, 6 Cinzia degli Ulivi, Edoardo Baccalini. In seconda fila 7 Cartagena Pax, Salvatore Valentino, 8 Costa Rica Pax, Marco Basile, 10 Carat, Andrea Vitagliano. Stacco della macchina, veloce, Ciudad dei Greppi che prende il comando con Manuel Pistone, poi Corrivia Font che cerca di scavarsi il ponto, ma Sibel Font cerca di rientrarli, ma alla fine Antonino Pecoraro riesce a sistemarsi secondo. Poi vediamo al largo, partita bene dalla seconda fila, partito bene Carat, intanto 200 in 15,4, avanza Andrea Vitagliano. Col figlio di Ideale Luis va all'attacco di Ciudad dei Greppi, ma si getta di galoppo, quasi al paletto dei 400, quindi rimane al comando Manuel Pistone con Ciudad dei Greppi. Numero 10, Carat, squalificato. C'è l'errore anche di Cartagena Pax che stava avanzando all'esterno, che si rimette al volo, intanto i Numero 7, Cartagena Pax, squalificato. La squalifica anche per Cartagena, intanto i primi 6 in 47, con sempre in vantaggio Ciudad dei Greppi, con ai fianchi Sibel Font con Marcello Di Nicola, poi per seconda alla corda Correvia Font, prova ad avanzare al largo anche Cinzia Ripetiamo, numero 10, Carat, squalificato. Lungo la corda anche Calliope Trio. Siamo sulla penultima curva con Sibel Font, la debuttante di Tiberio Cecere, all'esterno. Chilometro in 1,19,2, Ciudad e Calliope e Sibel Font alle prese. Poi Corrivia Font, sposta all'esterno Calliope Trio con Marco Stefani. Ancora tutto da giocare, 400 metri dalla conclusione, retta di là, passata in 15,2, sempre in vantaggio la figlia di Pascià dei Greppi. Con all'esterno Sibel Font, si prepara intanto anche Calliope Trio, gruppo ancora compatto con Corrivia Font che si è ripresa in numero seconda posizione alla corda, 4, ultima Ciudad dei curva. Greppi, L'errore intanto squalificato. della battistrada, quindi in vantaggio Sibel Font, di dentro si butta Corrivia Font, poi all'esterno ancora Calliope Trio e alla fine Marco Stefani con Calliope Trio che viene a vincere su Sibel Font, poi Corrivia Font e al quarto Costa Rica Pax, 1,18,8 la media al chilometro per questa figlia di Nadal Shiba e Grit Lady Trio, la guida di Marco Stefani, il training sempre della società di Michele Favaron, i colori della Scuderia Trio, la quota al totalizzatore di 3,01.